Ma la vera novità di questa serata è un'altra, è il secondo atto, perché vede il nascere di un nuovo autore teatrale, che è il nostro compaesano che ha detto che è Raffaele Arca, che voi sapete è già autore di testi narrativi, che questa volta si cimenta nel campo teatrale ed esordisce con una storia simpatica e divertente. Vedrete. Io spero che il suo lavoro abbia il successo che si merita, in modo che Raffaele venga invogliato a scrivere altri testi teatrali, perché noi siamo sempre alla ricerca di testi nuovi, come vi dicevo prima, no? A scrivere nuovi testi teatrali per l'avvenire. La storia è semplice, lineare, scorrevole, non ha bisogno da parte mia di particolari commenti o anticipazioni, vi lascio la sorpresa. Interrompiamo la normale programmazione per comunicarvi una notizia dell'ultima ora. Il Consiglio dei Ministri, appena terminato, ha deciso l'abolizione totale di tutte le tasse e di tutte le imposte. E quanto è stato comunicato ai giornalisti in sala stampa dal Premier Silvestro Pampaloni, che ha concluso con queste parole: è ora di smetterla di mettere le mani in tasca agli italiani, voglio che ognuno si tenga quello che ha e viva felice. Questa cosa che appendium è una cosa che mi interessa troppo. Ed ora alcuni flash pubblicitari. Se non siete soddisfatti del vostro corpo, rivolgetevi senza indugio alla rinomata clinica dermoestetica Giovani e Belli, dove i migliori specialisti in campo mondiale vi aiuteranno a ridarvi un aspetto giovane e piacente con interventi rapidi e risolutivi. Cari amici, perché privarvi del piacere di fare un bel viaggio ai Caraibi, alle Maldive o alle Seychelles? Perché rinunciare a farvi un bel regalo che aspettate da sempre? Venite subito da noi alla Crediti, Prestiti e Regali e noi risolveremo velocemente tutti i nostri problemi. Questo annuncio mi interessa, capite? Uno paga dei denari come quando vi rientra Giuseppe e di Cristiano. Avanti. E chi è sposato? Oh Maria, andate a sapere. Ma chi è? Oh, è tanto di me. Chi è? Ma San Francisca. Oh, è tanto di me. Ma che hai fatto? Ciao, senti Sandrosa. Ha visto? Non si fa manco con lo skin. Ha visto Maria, non mi costimate con lo skin. Si è cambiata o no? Oh, Maria, di giocare pintare. Come vi tu meno mi una blusa, quasi così che è linda, lanza che corre e asciutta come una carne spolicata. E gli mangio a sora Maria, ma la verità. Sono tanto di me. Ma adesso che succede? Ah? Ma se mandata con dei figli di Ese. Ma se li stavi caricando in spidale, ma ti si intendi a male? Ma in te di spidale Maria, sei stata in una clinica estetica di Castello. Non può mai questi spidali darsi, no Maria? Vadi ai noghe Maria, interini aiuto. Come si vede una clinica che a padiare con torto formato, questa tropposa di Luciana Flore. Come ti ha fatto a maturare bene ieri, no? Che mi fai calare da tavola, dischi. Ma è adesso che hanno fatto, è adesso che hanno fatto. Ti tappo fatto, sei stata in una clinica specializzata di Castello.
io è manto perao, professore brasiliano, non fuiti mancuso dottore dei no, che no, professori brasiliani di fama mondiale, punti Maria. Professore brasiliano, ma ce l'hai io se papadore su e tu quando l'ho visto così il mio non va visto più perché sta tanto spostato questo bello rivale ma canto vado a pigliare canto per scostare a Badia uso un riballo che mi ha fatto e me la dice finita, e non mi canto di non costata con questa operazione. Ascolta, siedi di un razzo, ma ti mando su Biachere e te lo donarda a Nemo. La mamma, vedi 1000 euro. Oh, è stato il mio, che 1000 euro. E come t'ha fatto andare tutto Bustinari? Si sei depilata la pizza da sugo. Non si tutto, ma come tu abbiamo prestato 20.000 euro, così vuole pagare Sarrata e il trattore. E tu che vuoi andare che 1000 euro sposi vai a fare tinta del lupo? Abbiamo partire non devo dire a fare, no, per la questo riballo a mare, tu devi fare. A dischi una cosa, che avevo fatto finta sto copito mio. Che fu sempre lamentoso, ma che non tenivo uno, non portai uno e lo cade. Ma come gli scutteri? Sì, quindi fu una cosa necessaria ormai. Non necessario meda, ovunque necessario. A parlare sinari a noi se o mare Serafina. E a non ti che spendete che 1000 euro se potevo combinare come ti scombinata, tocca andare mi come ti sprocurato cucinare, ti non te ne manco in brocca, tenese, non offendeso a mare, soggetti lo schidenino, sono tanti punti, scommettiamo fatto sempre sul resto, no? Non danno ormai la sala. Adesso è bruciato schino innanti, ma come andatemi come cazzo il fatto se lo farò cucinare? Con una finanziaria, una pisa televisione. Cagliantinari, finza sa chiesto il depilamento. Bianca, finza sa chiesto il depilamento. Le avevo. Questo c'è dell'oso. Cultura finanziaria ormai. Non da di te questa televisione, che gli antinari, finza sa che si depila un mera. Gli anta vince sa 50.000 euro. Ma io mare però, da volevo solo 20.000. 20.000 euro? E che cosa te lo scrive? Tentasi il fatto. Bah, il tempo fatto. Ma potete più comprare dottore restirenoso per andare in clinica? E mica da io con questo sorbato che strazzo al vecchio schiderino. Gli ha da io vata, sa figura. E cosa resto, ma potete più comprare dotto no. Che come io sono un'altra linea ormai. Ma del varia savena, per ecco. Non è finita, ma io casa lasciato il creveto, Francisca. Altre macchine non devo dire al fare, Dono. Ma io casa lasciato la conca. Sì, tu perché stai arrivando Giuseppe? Tocca, vedi? Chi non sa di noi? Caso, mandi che su voi, addio. Cammina che non sei cose via, tocca, che non si via. E perché sei bianco unito così? E che succede, Giuseppe? Non è sceso. Calla, arrassi disgrazia. Sacca, io via, l'orbitello morto si... Oh, il Sant'Antonio in me. Sì, che non sa poco accanto. Che scalata commentano un sacco voi. Oh, il nostro... Oh, Nostra Signora mia, Gesù Remedio. Come andiamo a fare a si grande raddenanti? Se non sa giocare solo, Giuseppe. Tocca finita. Oh. Se sapevo che hanno fatto se a noi sta disgrazia non si finiti mai. Era che mi involto. Oh, io... Poi di grasso tocca da pagare, con la cambiare esatto. Oh, il morto semus. Questo sera mi tocca andare a dormire a Santa Coloma, di rinare. Ma veramente, scusa, Mariarza brutta. Prima si renderà chi me vuoi indagare te. Pogus e pogus, non abbiamo a una banca, cada sina... Casi casi. Non abbiamo una banca. Ma il te banca.
Cusos pretende garanzias e ti vuole ipoteca sa uomo. E il mezzo da pedire sinari assunta come. Ehi, bella proposta, bella proposta. Pocusso e pocusso non abbiamo già una finanziaria. Cada sinari vince la chiesta indebitato e non pone in ipoteca i sol bene. Sei d'accordo? Sì, cuso sinari di da regalla. Se in alti istituianti, poi che devo rantalleare. E poi scherzi la fedda di questa finanziaria. Francisca, un mare nostra, che sta a Izessida, ascoltami, tu di nove come. Ma in te? Non l'ho vista. Ma te ne sei scolonate le amiche. Ma cosa non fui Francisca? Non mi dicevo coglionante, fu di Francisca, che avete è scambiata a meta. Casa ha fatto una cura termoestetica, poi sai che si te mi ha contato. Caso spizzocco, sa che si girano tutta da baidare. Certo che a te è come, s'alzava di calare vista da carrone, di sicuro. E poi, e te scusta cura istica che ha fatto? Questa me da non fare più certo, cosa ha fatto un frare, Tita Gellumboso, è scambiata a me da Bogusso. Ma te sta macchiata. Ma quando mai fai una cosa di assi? E poi te ne hai dato caso, in arrivo fatto tu operazione. E stai gusso che ti fuonande, di una finanziaria. E non sporo non abbiamo sa gussa. Possibile stare sinari per pagare sa cambiare che scadi posti grassa. Non sei d'accordo? Ma a me mi pare che questa finanziaria non mi conviene che a me. Gli altri sinari che si ipoteca e che si garanzia adesso è pago la trampa. Fidati, che sapevi che è una cosa sicura. Buonasera signor Giuseppe, buonasera signora Maria. Buonasera, uomine bello. Permettete che mi presenti, sono Goffredo Lazzaroni, l'agente specializzato nei prestiti della famosissima società finanziaria Pago poco, prendo molto. Pago poco e prendo molto. Mi pare che pago molto e prendo poco. Giuseppe, non faccia sul maleducato. Prego, signor Alfredo. Si accomodi pure, sapete pure la sedia. Goffredo Lazzaroni. Mi scusi. Goffredo Lazzaroni, si ricorda. Sì, si accomodi. Sì. Ecco. La fiumina è bello. Dammi una gamba. Uno di questi giorni signora passo a passare un regalino. Sì, la saluta. Non mi prende nulla. Vengo a passargli un regalino, a portargli un regalino. Grazie. Venga quando vuole. Ero in giro per il paese e ho sentito delle gente, della voci, che voi avete urgente bisogno di liquidi. Sì. Allora, gentilissimi signori, mi sono permesso di venire qui perché, contrariamente a quello che si dice in giro, la nostra società non presta solo denaro, ma attua una fondamentale azione di assistenza mutualistica nei confronti di persone bisognose come, permettetemi la franchezza, come siete voi. Scusa signor Goffredo, poi stai andando in un montone fai difficile in italiano e non un premio. Pensa su una serie fai dare in sardo. Giuseppe è finita! Lasci tu fai dare in italiano, che è una persona fine. E non un ignorante come te a te. Prego, signor Goffredo, continui pure e lasci perdere mio marito, non capisce niente. Come dicevo, signora Maria, la nostra società, ben conosciuta in tutta Italia per la sua magnanimità, offre delle situazioni molto vantaggiose a tutta la clientela. E poi, signora Maria, non creda che la nostra società dà i soldi e piano soltanto a gente affidabile come siete voi. Ascolti signor Goffredo, quanto ci potete dare e quanto sono gli interessi? Giuseppe, sei un bello maleducato. Lasci di dare questa cosa come te sono. E non ti capisci che si mette su delle cose che non comprende. Prego, signor Goffredo. Lasci perdere che per voi.
definire meglio la pratica, mi dovete dire dica. quanto vi serve. Aspetti che mi faccio un po' di conti, perché oggi ho sentito anche un annuncio. Allora la so Ci servono 30.000 euro. Ma dice 30.000? Se ne bastano da 20.000. Abbonato 30.000! Caso sconto lo faccio io, non tu. Allora, vanno bene 30.000 euro. Signora Maria, se avete bisogno di una cifra maggiore, anche fino a 50-100.000, sono qui a vostra completa disponibilità. No, vanno bene 30.000. Allora, per definire meglio, sa, mi dovete mettere una firmetta, cosa da niente, guarda, io potrei farne anche a meno, soltanto per vostra sicurezza. Anche tu, Mi dovete dire, signora Maria, le rate come volete che vi arrivino? I mensili, bimestrali, settimanali o annuali? No, vanno bene i mensili, che ci accorgiamo di meno della spesa. Tu hai la samuta. Guardi, ci sono i documenti qui. Aspetti che li libero. Sì, Tavolino, sì. c'è il mio lavoro. Ecco qua. Devo firmare Guardi, io. signora Maria. Una lunga non scuola. Non mi parlate, non ero intelligente come lei. La sua firma sopra un pezzettino di carta. Una che manda a mano. Prego, signora Maria, analfabeta. faccia vedere a suo marito come si mette. È analfabeta, lui mette la croce. È analfabeta. Allora, dove? Dove? Lì. Non scrive questa penna. Mi scusi. Allora, io terminare. Maria, chi lì, con la C o con la Q? Con la Q di cane, con la Q di Chiliru. Va bene. Va benissimo, signora Maria, va benissimo. Buone salute. Senta pure la... Buone salute e non mi dà montata a giù, Ma che bravissimo, che bravissimo! Signori, potete venire dopodomani in via Crispi numero 2 dove stanno per ritirare i soldi. Arrivederci. Va bene, arrivederla. Tanto decido una cosa, pensi cosa? Come contenta? Contenta, se vuoi. Ma te sapete bene? Certo che avevo firmato. Devi mostrare ogni a me. Che avevo firmato? Firma un gruppo però. Tanto devi mostrare ogni a me. Scusa. Perché non devi pagare con una fregatura? Tu vuoi pensare male se è fatta apposta. Fidati, capi, sono pure per guadagnare, se no dite campana tu sempre. Se non fai col bene lo sconto. Poi il futuromine è abbastanza saltabello. Come ti attira? Su busca che so. Sì, che se non fai col bene lo sconto c'è da toccare a vendere cale con un No, però in parla tranquillo. Oh, calla, che succede? Che succede? A razza e danno, che hanno da fare processire te, oh, ma come Che succede? Dai, non mi faccio saltimere. Che succede? a questa macca di Francisca, di si sgonfiata una dita? Calla, a razza e danno, che hanno da fare processire te, oh, che hanno da fare una di storia sa zè. Oh, io. E sei tanta fonetura te canzone. E Maria, tu contenta che stai a bene? E quando mai ti piace che ha fatto? E che non mai dare tu nessuno? Ma tu, carani, quando sei stata ricoverata? Ieri sera sarà tra. E questo dottore annoga di punti bene, altra complicazione. Posto mi operare. Che è questa malattia? Ah, non disco. Sì che muore, cosa? Oh, dai, è finita. Galla e tutto, poi sa bellezza sua. Arrazza e gunza, si innamora. No, è finita. Che Francisca è una femmina forte. E
sapete che poco tempo si dovrà rimettere. No, non cadannavo sul dottore. Tannao. Cadi punti segna stra complicazioni. Sì che muori questa orta, Tocca è finita, che non si muore. Lo sa presto. Non a toccare di pensare a suo spipioso e non a parlare branghinde. Suo spipioso, ha collocato lo sasa? Sì, fessi solo gusto su danni, tanto lì me. Te lo danno, qualcuno. E te lo danno. E non ti funti si arrivata a scambiare. E dimmi che tu sei un rissuna. E battore mannao. Cadete poco in bagno, se sta sapendo. Ma dici quanto fai che mi 500 euro su mese poco in bagno? Ah? Come ti faccio su conto? Tocca fare. Allora, ti fidio, noi ti paghi 6.000 euro. Moltiplicavo che in bagno, paghi 30.000 euro. Sant'Antonio mio! Gesù. Francisca mi ha dato che ci ha prestato 20.000. E a te tante che ti le hanno interessato. Ragazzi, questo è un imbole, questo è una brigata a manna. Sant'Antonio mio. E a me mi mandavo che se ne fu di fatto prestare 20.000. Ma grazie a Dio, già si chiede l'erta di interesse. E poi te osi un frare, sa stitta se tu maneri, sa stitta per Raffaele, di righe, arrazza con caramacca. Arrazza macchine, butte tomoroni. Sant'Antonio mio, a noi scanto da toccare, magari. E entriamo, noi speriamo il fatto un'impresa la finanziaria di Francisco. Sant'Antonio, sai quanto non è caro a pagare? Adesso questa cosa. Signora, raccomandata. Raccomandata. Perché adesso? Perché adesso questa cosa? Una raccomandata. C'è tremenda miseria. Vediamo che scrivete. E adesso questa cosa. A scenari che si deve andare. Vediamo che mi scrivete. Società finanziaria. Pago poco e prendo molto. Lettera accompagnatoria. Gentili signori Giuseppe e Maria, vi inviamo in allegato la prima cambiale che potrete pagare comodamente il prossimo mese. Cordiali saluti, la direzione. Commenti, non sono andata ancora a cenare e sono mandata la prima cambiale. Sì, Maria. Aspetta che ti ha durato a sera. Male che mi tenga. No, non ci fa di Maria. Facile di base. Maria. Esatto, oscura, Lusa, no. E cosa succede un attimo? Però di salita per vabbè. E che mi succede? Calma Giuseppe. Giuseppe. Ma mi tu che è nare Che
dobbiamo ritirare una cucinaria ancora. Su malo è scaduto 500 euro da su un mese, come andiamo a fare, da pagare? 700 euro su mese. 700 euro su un mese. Che te ne dobbiamo scustinare? Oh, lo sei finausse. brava in matematica. Lo finausse. Devo sposare in che vanno? Quando ti passano varie cose. Aspetta, tu sei. Fammi durare, non durare, tanto di... Un anno 8.004, aspetta una pochina ancora. 42.000 euro, Giuseppe. Anche se abbiamo fatto bene lo scorso, anche la matematica qui su borse giù 42.000 euro so. E noi non ne dobbiamo custinare. No, la vita! No, che sta pregunta sei fatta, forza! Ando luego a usare del nastro che cagare tutto. Chi ha ordenuto? O mettere a terra così o conosco tu un amico. Oh Maria, no, ero finausse. Ma che denunzia? Noi siamo pagati, abbiamo firmato, c'ho documento, se non danno da fare, Giuseppe. Non danno da fare? Finito. Se non che cancellano da dopo, ti faccio un regalo umano. Grazie. Oh, conosco tu un amico. Giuseppe, è finita. Ma sono danna sul danno, con favore te. Danno gusto. Oh, ja danno. E te, Giuseppe? A ste cosa questione di più non pago tristo. Non vanno da fare. Oh, il morto siamo, rovinato siamo. Sono scontrato e si che te pagavo. E come te che rimorfai? Se non te teniamo il denaro, come te fai? E come te ne rimorfai? Ma tocca la vende cale con un terrino, che denari non te teniamo. Terrino, dopo nostra andiamo il maienio e quindi lei che te conca. E questa volta tocca da vendere, se no vendete due a scustinare. E a sora, sa? Sì, sei contento, sei d'accordo? Vendete su bene tu. Guarda bene, sei in zante per occasione, anda bene? Ma te io che scururzone si conca lì. Se faccio un mezzo vino di ida. E poi scusami dalla stata babbo e dunque non si endere. Come pensate tenne questa sorda tua de collare, mi gusta che dalla sau iaia tua. A poter vedere, feci un conto e ne gusto zero e ne sia caparra. Ma se sei mezzo scorsorda che teniamo, lei che tu dai conca? E ande teniamo usato sterino bonus. E poi non te si sarà nada sempre male come toccare con la passata. Oh, io. E che questa? E che questa? Entra fisino. Oh, si vuole te? Entra. Salute. Salute Maria. Salute Fisino. E come ti sta? E come ti stiamo? Potevi stare in mezzo di su che siamo. Pensa a me, non si te manca mai Fisino. Oh, io. A sapere che de ore hai stare in mezzo. Non discono Fisino, sempre stare in mezzo sovero. Oh, io. Quando mai Maria, come? Concluimos la pazienza dei collari e a sapere che tutto si sistema. A sora Giuseppe, a noi siamo d'accordo con i prezzi giunti 60.000 euro. Tu 60.000, a Monnau 80.000. No, Giuseppe, a Monnau 60.000 si riduvago in contanti, ora rialzo 20.000 euro di caparras e altri 40.000 di dorsasso quando andiamo a fare questo strumento a suo notario. Poi si può preparare un'iscrittura privata, ponimos ambos due firmas e siamo tranquilli. No, mi dispiace, ma vi siete bisogno, cosa sorza non ti diamo per 60.000.
o 80.000 o non se ne vai da nemmeno. No, caro Giuseppe, 60.000. Anzi, se andavo a mi dugroviare io, sa cusciosa di collai, e sto tu non vuoi di naso, non si rubate 60.000. 50.000 è l'ultimo prezzo. 50.000? Ma te mi sai spiegare sul tribunale? O 80.000 o non se ne vai da nemmeno. E te? Abba, se io si che sazzuare, ma io che non te chiedi se si ne sa fogna che si ficchio. E se voglio se tu che ti lanciano sul manzano, anzi sul montanazzo, brutti imbolicoso di non sai già. Tocca sì che l'estro di una mica mia, e non che la manca passare. A sapere, mi lugava, mi vedi da sudo. Scusa mai, da sappare. manca di aiuto rambazzuto, brutto anche un montanazzo di non sai già. Dimmi che non approfittare come mi sembra di necessità. La razza è sfruttatore, è stato attaccato, si interessa commento una bisù. State anche dei collari con 50.000 euro di azzo. State anche bella che mi ha lasciato iaia. Il suo sonno si dà via di su state anche dei collari, tu sai. Mai credi io che feci una settimana in seguito a fare 2 anni. Mai tu credi io. Abbiamo scontrato 80.000 mica si dice in 90.000. A razza pazze con donne che io ho questo puro. Calla, razza tempo siamo sconosciute, non capro il fide, Giuseppe. Sul mondo c'è il furriante dei fonda sul. Tempo malo sul venire. Tempo malo davvero. Io devo mandare cosa a radio, non si mi scusa. Tocca mia. E non è scusa. Io danno gusto di questo. Come danno a fare? Ma non funziona questa cosa. Sì, non intendo sta funzionando. Ma è perfetto. È funzionante. È calentato. Ma io la volta rotta. E che Permesso? Buonasera. Signor Zinsula, buonasera. Signora, buonasera. Come va? Sono l'ufficiale giudiziario. Mi dispiace avvisarvi, ma sono venuto per sequestrarvi la casa. Non avete pagato e allora di conseguenza devo farvi il sequestro immediato. Sì, Sant'Antonio. Se il mio avvocato mi aveva detto che avevamo 2 mesi di tempo ancora per pagare, e dateci il tempo per pagare almeno, no? No, caro signor Sinsola e signora, voi non avete adempiuto a pagare e allora di conseguenza bisogna il sequestro subito. Ma se ci volevano 2 mesi ancora. Ascolti, signor Sinsola, io gli vengo incontro. C'è un'altra famiglia da sistemare, vengo subito, vi lascio 10 minuti di tempo, rifletteteci sopra. E io rifaccio, anche dopo. Vedete un po'. Arrivederci, signor Sinsola, arrivederci. Come fai? Danno gusto, Giuseppe. Sembra rovinato, Giuseppe. Quest'orda che le hanno tradotto? Io, come stiamo a fare? Morto sempre, Attenzione, sospendiamo il programma musicale per comunicarvi le estrazioni del lotto. Ruota di Bari Ho giocato sull'otto. 56 61 18 23 81. Ruota di Cagliari 13 41 61 38 86. Ruota di Firenze Cinquina abbiamo fatto. Cinquina sono di Castello. Giuseppe, la semplicenza. Abbiamo sentito sull'otto, Giuseppe, sensiti. Contenta che sei. Contenta che sei. Che euro se posso giocare, Giuseppe. siamo vinto un motorino! Giuseppe! Potevo sbagliare tutto! Ma contenta che sei! Ma signor Farrasca, arrangiamo storno! Venga qui che abbiamo sistemato tutto, venga! Un attimo, arrivo! Ma contenta che sei! Successo! Venga, signor Farrasca! Abbiamo fatto
ci inquina sulla rotta di Cagliari, paghiamo tutto. Ma non avete vinto un sacco di soldi? Sì, non sì, è sì, male. Ditemi, cosa volete fare? No, paghiamo tutto. Paghiamo tutto, Va bene, allora ci accomodiamo un attimo al Prego, tavolino prego. e vi lascio quattro fogli, ve li fermate, Sì, un attimo tutto, solo, Oh signora, sono contento, sa signora. Anche noi. Però pagate subito, Subito. Mi raccomando, puntualità, io vi do un mese di tempo, Come se dovete fosse pagare Sì, tutto. puntuali. Tutto. Pagare tutto. Facciamo così, lei mi mette due firme, stia attenta dove firma. Ancora firme. Ecco signora, guarda. Quante ne vuole? No, uno lei, però adesso facciamo firmare prima il marito. Ah, sì, sì, E lui, e lei quello che... Una ruga, vuole, Allora, analfabeta. metta nome qui. Nome? Sì, nome. Una ruga da bene. Va bene la croce, non sul dito, che fa? E che vedete? Sì. E il cognome non lo metto. E ti poso un cerchio. Metta un cerchio, va bene. Oh sì, signore, lei a questo punto fa prendere la sua firma. Sì, Metta qua. Cosa no, Maria? allora, io come che mi chiamo? Chiliru. Non sul dito, signora. E lo tolga allora! Che calma, l'agitazione dei soldi. Maria, chi? Con la Q o con la C? Col sì, va bene. Adesso voi lo metta qui. Ma con la Q sicuro? Sicurissimo, signora. È sicuro come lei Oh, deve. mi trema la mano, mi trema. Va bene, io ci metto il visto, va bene. Oh, Signore, sì. permettetevi di farvi un'osservazione. dica. Non approfittatene più, perché la fortuna non passa due volte, passa solo una volta. Quindi quando avete da fare gli acquisti, pensateci bene, signore, sì. perché altrimenti c'è quel signore con l'impermeabile scuro che viene con gli occhiali e vi porta via tutto. Arrivederci. Grazie. Vi faccio buona Grazie, fortuna. grazie. Arrivederci. Oh, non mi pare ancora vero. Tu non mi mai una ruda. Mi sei canto verso cante. E canto verso cante. E non mi mai una ruda. Mi sai cantinare calfugliato. Fugliato. Vestivo a Giannarrere. E non Giannare che non ne baffia sapena, no? Non sono, però. La solita che era. De che ero una saghita tutti il manno, no? E a sola non gioco bruso, anda bene? Beh, proprio come serve in kinder, no? E a sola gioco o non gioco? Deciditi. Si a giocare, ma senza esagerare, vero? Non credo che si torna a perdere tutto il E a sola gioco che in euro, scontento sei? E gioca chi vuole, No. Oh. E questo è scolmo. Posti via con una taglia come. Oh, signore mio. Se lo senti Giandrosa? Oh, signore. Oh, grazie al Gunza, che la gente brulla, la razza al Gunza. Oh, non potete essere. O che paghi del sé, o gonfiare sa tesuni sgonfiare, oppure che sgonfiare sa schisa una barra dal gonfiarla. Ma così non potete sbarrare che se su il Gunza. Ma chiedo un'ara, da cadenza il Gunza e sì, casa gente mi buone canzone, mi buone. Casa gente si interria. E torna da sul dottore che ti ha fatto un'operazione e si va a porre tutto a posto. Facile ragionare. Posso pure giocare denari, no, non detenimmo. Io sono andato, da parte sua, tutto ribatto l'ha fatto bene. Ma se soltanto ti ha fatto isso, tu devi arrangiare isso. Oh, io sono una cagata veterinaria e basta, se non mi lascia più, da comprendere. E denunziamo. Ma posso pure giocare denari, e noi se non detenimmo, né con una cosa né fossate. Ascolta, Don Mare, se desi, che faremo una chiacchierata. Se desi. Allora, mi devi fare una promessa. Se non tornerai a fare di questo mattina, sui nari si dovrestiamo noi. Ma sì, zero, ma non ti dire ma tu abbassate, rosinare. Oh mare. Oh, noi, sei stata una dia fortunata. Oh mare.
hanno vinto un bello vago denari a sull'otto. Ah, bellezza. Ed è esa fortuna. Tocca andare vaga e finza sparti a sosattero. Siete contenta, Sora? Troppo contenta. Però, troppo contenta. tu devi fare una promessa, Sì, te gusta sta con calma, se non da pa fare più. Tiene la ragione Maria, cade su bene fare, ne non si andare mai vertito. Usa presto mare. Spero che sia lezione di già servia e non la donna da fare brusco sta con cara, che appunto sta con cara smalasa. Casa scosa, bisogna da lasciare come te da fare sa natura. Casa natura è una cosa da fare bene. E sommene che fai danno quando pretende da scambiare. Tiene da ragione, tiene da ragione. Vi abbiamo presentato Femmina Santa, atto unico di Mario Deiana, interpretata da Antonio Pinedo nella parte di Don Giuseppe. Eccolo qui. Mario Manconi nella parte del viceparroco Don Antonio. Maria Grazia Cherazzo nella parte di Zuanna. Deborah Unida nella parte di Ninna. Vi abbiamo ancora presentata con Cara Malas, atto unico di Raffaele Arca, interpretato da Anna Pinedu nella parte di Maria, da Gioconda Sanna nella parte di Francisca, Antoniangelo Sanna nella parte di Giuseppe, Mario Manconi nella parte di Goffredo Lazzaroni, eccolo qui. Vabbè. Maria Grazia Carazzo nella parte di Giovanna, è sempre qui. Ore Berino nella parte di Fesino, eccolo. Sandro Sia nella parte ufficiale giudiziario. La regia è di Mario Deiana, l'aiuto alla regia è di Maria Elena Mele. Ringraziamo il comitato per averci invitato e tutti voi per la cortese attenzione. Auguriamo a tutti buona festa di Santa Caterina, buonanotte a programmi con salute.